Io sono qui oggi presente per testimoniare la mia vicinanza a tutte le famiglie delle vittime, la mia preoccupazione per i feriti e per i dispersi, la mia gratitudine per tutti i soccorritori che hanno lavorato in grande sinergia, perché questa è una ferita che non è una ferita solo di questo territorio, è una ferita dell'Italia intera. Guardate, questa tragedia interroga le nostre coscienze. Noi dobbiamo riflettere perché abbiamo, lo dicevo prima, conversando con tutti loro, un'Italia bellissima ma un'Italia fragile. Abbiamo dati sconvolgenti perché il 94% dei comuni sono a rischio idrogeologico. Il nostro Paese ha bisogno di una sorta di casco protettivo. In definitiva, sono qui per dire una parola sola, per sintetizzare il mio incontro dicendo grazie davvero a tutta questa meravigliosa comunità, grazie per quello che avete fatto, che state facendo, che continuate a fare. Le istituzioni sono con voi, non vi lasceremo mai soli. Grazie.